No, abbiamo bisogno di fondi in uno dei decreti, sul decreto mille proroghe, sui decreti che stanno facendo, che stanzino con urgenza dei fondi straordinari. Serve un intervento urgente del governo, è un'emergenza vera che rischia di compromettere la ripresa economica e il volano rappresentato dal PNRR, spiega la vicepresidente dell'ANCI Veneto e sindaco di Milano Maria Rosa Pavanello. Il tema del caro energia e delle materie prime come una valanga sta toccando tutti, oltre alle famiglie, ora si rischia di mettere in ginocchio i comuni, gli impianti sportivi e il personale straordinario che dovrebbe essere assunto per attuare i progetti proprio in virtù del PNRR. Per far fronte all'aggravio dei costi dell'energia, con tutta probabilità si dovranno tagliare i servizi in corso d'anno, forse a cominciare dall'illuminazione in alcune aree. Faccio un esempio di un comune come il mio. Abbiamo circa una trentina di edifici pubblici, quindi abbiamo le palestre, le scuole, le sedi comunali che sono più di una, le ville. Dobbiamo intanto per le scuole di sicuro garantire il riscaldamento e poi abbiamo 5.000 punti luce. Sono somme importanti. Noi abbiamo già visto che ci sono scostamenti attorno ai 500.000 euro per il primo semestre. Sono tanti, temiamo che arriviamo a scostamenti di 1 milione di euro. Dopo l'iniziativa Luci Spente contro il caro bollette, i sindaci chiedono che il presidente Draghi riesca a dare risposte la prossima settimana. Per i comuni serve un fondo di circa 1 miliardo, la situazione per i bilanci rischia di essere devastante. Se non vediamo delle azioni urgenti ne penseremo altre, però come vede è in tutta Italia il problema, cioè il problema riguarda tutti i comuni italiani. Siamo veramente molto molto preoccupati, però su questa cosa sinceramente se non ci sono le risorse non abbiamo modo di parare i colpi. Le abbiamo già usate tutte le cartucce che avevamo. L'ANCI promette altre forme di protesta se non arriveranno i fondi del governo.